Siamo giunti all'ottava conclusiva dall'Arcoveggio, un miglio riservato a 3 anni in 12 dietro l'autostart, 1 Firebomb Treb, 2 Forest Pan, 3 Fabio Enzo Jet, 4 Filippo Wild, 5 Fattù di Poggio, 6 Falena. Seconda linea 7 Flavio Jet, 8 Phil Big Laxmi, 9 Firestar BFC, 10 Fernando Trio, 11 Feng di Casei, 12 Falcon Baldone. Corsa molto incerta, macchina intanto che accelera e stacca, c'è l'errore di Fabio Enzo Jet mentre si lancia velocissimo in avanti Falena nei confronti di Filippo Numero Wild 3 Fabio Enzo che cerca di Jet, sistemarsi in seconda squalificato. posizione davanti a Firebomb Treb. Questi tre nell'ordine affrontano la dritta delle scuderie. 14-9 il lancio con Falena in vantaggio, Filippo Wild che Numero 2 segue, ora si Forest Pan, riavvicina, più indietro squalificato. c'è Firebomb Treb che concede qualche lunghezza, all'esterno invece Fattù di Poggio che progredisce e dopo 400 metri in 34 cerca di avvicinare Falena. Falena in vantaggio, guidata ricordiamo da Giuseppe Pistone, in luogo di Pietro Gubellini. I 600 se ne vanno in 45,6 con Falena leader, seconda posizione per Filippo Wild, all'esterno Fattù di Poggio, mentre più indietro segue Firebomb Treb che però non tiene il ritmo dei primi, all'esterno allora avanza Firestar BFC, mentre lungo la corda in quinta posizione è Flavio Jet. Cavalli ora che hanno completato in 1, 4 e 6 gli 800, andatura fin qui molto comoda per la battistrada Falena che arriva in 1, 15 e 9 ai 1000 metri. E siamo ora all'attacco dei 400 conclusivi. Falena in vantaggio, seconda posizione per Filippo Wild, poi Fattù di Poggio, gli altri non riescono a progredire, ci prova Flavio Jet dalla quinta posizione. Completamento della curva finale con Falena e Filippo Wild che si sono staccati ulteriormente da Fattù di Poggio. Entra in vantaggio Falena ma sposta comunque Filippo Wild, va all'attacco, Falena in difficoltà nelle ultime battute. Ne approfitta Filippo Wild per passare e vincere nettamente, mentre per il terzo è il numero 7 probabilmente Flavio Jet che riesce a prevalere. 1-15-3 regolare conclusivo, 34 a chiudere. La vittoria per Filippo Wild, Alberto Garruto in sediolo. Il team Elert in evidenza per conto della scuderia Titan Stable. È tutto per questo convegno di corsa dell'Ippodromo Arcoveggio. A tutti la buonasera.